Onorevole, sulla mobilitazione a Salvini a Catania, col centrodestra vi state mobilitando? Sì, ci saremo domani a Catania per portare la solidarietà a Matteo Salvini, è un nostro solito alleato, ma ci siamo anche e soprattutto per difendere un principio sacrosanto, e cioè che un ministro che fa quello che la maggioranza degli italiani gli ha chiesto di fare, che difende le leggi di questa nazione, che difende i confini di questa nazione, non può essere processato per questo. E mi stupisce come, diciamo, a 360 gradi nella politica italiana non si comprenda quanto sia mostruoso questo precedente. Perché se domani un ministro sarà processato ogni qualvolta non faccia quello che pretende il mainstream, vi comunico ufficialmente che in Italia è finita la democrazia. Chiusura del canale di Sicilia per quanto riguarda i migranti. Guardi, penso che sul tema dei migranti si continuino ad affrontare questioni che non risolvono il problema. Il punto non è dove chiudere e dove aprire, il punto non è chiudere una regione e spostare quei migranti in un'altra, il punto è e rimane impedire le partenze. Il punto è e rimane che Fratelli d'Italia è l'unico partito che ha fatto una proposta sensata, e cioè una missione europea, un dialogo con le autorità libiche, l'istituzione in accordo con le autorità libiche di un blocco navale al largo delle coste della Libia, l'apertura in Africa degli hotspot, la valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato e chi invece è immigrato clandestino, e poi la distribuzione equa nei 27 paesi solo dei profughi. Quando noi continuiamo ad esempio a parlare della modifica delle norme di Dublino, affrontiamo un falso problema, perché Dublino riguarda solo i profughi, e di quelli che arrivano da noi i profughi sono al massimo il 10%, quel rimanente 90% di grazia cosa dovremmo farci? Quindi vedete bene che sono tutti dibattiti abbastanza accampati in aria fin quando non si deciderà di coinvolgere seriamente l'Unione Europea su un progetto di blocco. È una corsa al recovery fund? Guardi, non so cosa si intenda per corsa, il governo è sicuramente un po' indietro sul recovery fund. Credo che già le risorse arrivino in ritardo rispetto alle necessità, perché buona parte di quelle risorse rischiano di arrivare quando le imprese che dovremmo salvare con quelle risorse saranno di fatto già morte, e il fatto che il governo arrivi, diciamo, molto sulla soglia di quando dovrebbe consegnare il proprio piano con delle linee guida molto fumose, e che tanto per cambiare non accetti il confronto con l'opposizione, tanto che abbiamo fatto una serie di proposte per aggiungere delle priorità rispetto a quelle individuate dal governo e ovviamente non sono state inserite, a me non fa essere ottimista, ma noi come Fratelli d'Italia faremo come sempre la nostra parte per tentare di dare una mano alla nazione.